buongiorno a tutti, io ero venuto qui per ascoltare, non era assolutamente previsto il mio intervento, visto che è arrivato l'onorevole Barrica, farò estrema sintesi Lui aspetta. no, era lui seduto, e poi parlare dopo il sindaco, dopo parlare del vicepresidente è ancora più complicato, insomma. Però cosa dire, noi come regione nel corso di questa legislatura abbiamo fatto qualcosa dal punto di vista normativo, perché credo che poi tutte le cose che abbiamo visto all'interno di queste relazioni, in particolar modo l'ultima dell'ingegnere Bove, devono trovare poi un riferimento normativo, devono trovare una legge che permetta di fare determinate cose. In particolar modo la legge sul contenimento del consumo del suolo, che prevede al proprio interno anche i temi sulla rigenerazione urbana, credo che sia stato uno strumento interessante che deve essere ulteriormente affinato con una legge specifica per la rigenerazione urbana, che inevitabilmente non può non fare riferimento anche a normative nazionali, in particolar modo per la defiscalità. Una rigenerazione urbana non può restare in piedi solo con l'intervento del privato, deve trovare delle risorse pubbliche e deve trovare anche dei vantaggi di carattere fiscale che permettano di generare interesse verso questo tipo di intervento. Una rigenerazione urbana che, quando noi l'abbiamo tentata di spiegare all'interno della legge, abbiamo sempre fatto riferimento a Porto Marghera, a Marghera di Cefali, in particolar modo al waterfall. Per noi la rigenerazione urbana è ridisegnare i pezzi di città, creare nuove funzioni che siano il più possibile anche mixate tra loro, non devono essere funzioni esclusivamente di un tipo, ma devono avere la capacità di creare nuove socialità all'interno di determinati spazi che devono generare interessi diversi. Ecco che allora così si creano le condizioni per creare ulteriori investimenti. E qui da questo punto di vista la metto lì come provocazione, insomma, però credo che in alcuni casi e in alcune esperienze che abbiamo visto, penso a quell'landmark che faceva riferimento prima all'ingegner Bove, queste cose nascono sempre con un investimento forte da parte del pubblico, che genera uno strumento di aggregazione, uno strumento per dimostrare che si possono fare delle cose all'interno di determinati spazi. Allora, a noi capita 2 o 3 volte alla settimana, alla vicepresidente un po' di più, fare sempre sul ponte per andare a Venezia, parcheggiare a San Marco, camminare, prendere motoscafi. Ma è così necessario che ad esempio la politica regionale e la struttura regionale debba andare a Venezia per governare il Veneto? Perché non pensare che in quello spazio si possa pensare quello che altre regioni hanno fatto, riuscire a mettere assieme tutti gli uffici che sono sparsi in giro per il comune di Venezia, in giro per il Veneto, e pensare a un unico grande palazzo della regione dove si possa in un'unica volta, magari per voi che andate a fare pratiche, a 7 piani di differenza trovare 2 risposte contemporaneamente senza doverli spostare in 7 parti del Veneto. Ecco, questi potrebbero essere degli stimoli sui quali poi la regione deve trovare i soldi, deve avere dei palazzi che ha, deve cercare di creare progettualità, ma attraverso un'amministrazione che credo possa condividere questo tipo di percorso si inizia a far comprendere che lì si possono fare delle cose. E attorno a un progetto come quello che può essere la valorizzazione di Porto Marghera, inevitabilmente bisogna pensare che Porto Marghera deve entrare a far parte di un sistema molto più ampio. Fra qualche mese, spero, se avete voglia, al Palazzo Ferrofini sono esposte in questi giorni le tavole del PTRC, il piano territoriale di coordinamento regionale, una sorta di santo graal dell'urbanistica. Tentiamo di vedere se prima della fine della legislatura riusciamo ad approvare questo piano, che è un piano, per i bravi lo definiscono il piano dei piani, dai quali dovrebbe poi in maniera gerarchica discendere tutto il resto della pianificazione, che sia il piano regionale dei trasporti, che fra qualche settimana vedremo con l'assessore De Berti, piuttosto che tutta un'altra parte di pianificazione. Ecco, anche all'interno del PTRC la centralità di Marghera, di Venezia come città metropolitana dovrà molto probabilmente iniziare a fare un pensiero un po' più grande, insomma, perché delle volte l'esperienza martedì scorso eravamo a un altro convegno che si parlava anche lì di rigenerazione, ma si iniziava a parlare di area metropolitana.
e la forza di altre aree in giro per l'Europa di essere competitivi a livello internazionale è di far sì che l'area metropolitana sia un'area molto estesa, che abbia delle funzioni diverse, non necessariamente in un unico posto, ma che ognuna si specializzi per capacità di attrazione e possa far sì che attraverso anche nuove infrastrutture che si vanno delineando, ad esempio nel Veneto la Pedemontana, si possa pensare a un'area che ha come naturale capitale Venezia, ma che vede Padova, Treviso, ma probabilmente anche un altro bacino di grande attrazione come potrebbe essere l'area del Passanese, pensare a un'area metropolitana molto più grande, che mette il Porto Marghera, il waterfront, la città di Venezia al centro, ma che ha la capacità di relazionarsi in questo mondo, che verrà rivoluzionato con la Pedemontana, come dicevo, e che potrebbe essere lo strumento per iniziare un percorso di vera riqualificazione di tutta la parte di Marghera, del waterfront, che diventerà centrale all'interno di questa nuova area metropolitana. Ecco che allora tentare di andare a riproporre la Patrelle rischierebbe di essere un acronimo ormai superato. Pensare a qualcosa di diverso, un po' più ampio, molto probabilmente potrebbe generare quelle attenzioni e quella voglia di fare che oggi il sindaco Pugnaro e il vicepresidente Forcolini credo abbiano testimoniato in maniera assoluta, potrà vedersi nei prossimi 5 anni impegnati a far partire finalmente questo grande progetto di rigenerazione urbana, il primo nel Veneto. Con questo augurio vi auguro tutta una buona giornata.